232 nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, 5 le vittime in un giorno, 4 nel Cosentino e una a Crotone. In arrivo nuove dosi di vaccino, intanto scoppia un focolaio in un RSA di Corigliano Rossano, sono 47 i contagiati. A Mormanno il sindaco chiude le scuole dopo che 4 studenti sono risultati positivi. Dal 1 febbraio le scuole superiori in Calabria torneranno in presenza, nessuna iniziativa per mutare la decisione assunta sarà presa dalla Regione, così il presidente facente funzioni in una diretta Facebook. Una frana a ridosso del centro abitato di Rota Greca costringe 10 famiglie ad abbandonare le proprie case, il boato avvertito in piena notte. I lavoratori della cooperativa Adis di Cosenza hanno trascorso la notte all'addiaccio per difendere il posto di lavoro. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. Si registrano anche oggi delle vittime, 5 in totale, sentiamo. Sono 232 i nuovi positivi in Calabria su 2.522 tamponi effettuati. Cosenza è la provincia dove si registrano più contagi. I casi confermati oggi infatti sono così suddivisi: Cosenza 93, Catanzaro 42, Crotone 19, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 72. Aumentano i ricoveri in reparto, oggi sono 283, mentre sono 19 i degenti in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. 5 le vittime registrate in un giorno, 4 a Cosenza e 1 a Crotone, che portano il totale a 577 dall'inizio della pandemia. Sono in arrivo nuove dosi di vaccino e intanto aumentano i contagi da nord a sud della Calabria. Vaccinare ospiti e operatori dell'RSA è una delle priorità della campagna vaccinale contro il Covid-19, che procede più lentamente del previsto a causa della riduzione delle forniture da parte di Pfizer e dei tentennamenti delle altre case produttrici, Moderna e AstraZeneca. Sta arrivando il nuovo carico di dosi di Pfizer che consentirà di terminare le operazioni di richiamo ai soggetti vaccinati e ripartire con le prime inoculazioni ai soggetti ultraottantenni. Nei prossimi giorni, nella sede di stoccaggio a Castrovillari, è attesa anche la fornitura dell'antidoto Moderna, qualche migliaio di dosi a disposizione dei calabresi, in virtù di un accordo più ristretto rispetto a quello firmato dallo Stato con l'altra multinazionale americana. Intanto il virus ne approfitta e continua ad entrare nelle strutture contagiando anziani e personale, come è successo a Cassano nella RSA Casa Serena, dove ieri sono stati effettuati i tamponi da parte dell'USCA dell'ASP di Cosenza. Situazione da monitorare e necessità di implementare il personale per assistere i pazienti. Anche a Corigliano Rossano c'è una RSA sotto stretta osservazione. Nella casa protetta San Pio Madonna dell'Immacolata ci sono 40 positivi. Non è un caso se si tratta di 2 strutture situate sullo Ionio Cosentino e questa l'area maggiormente interessata dal contagio in questo momento. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore hanno gonfiato il numero dei positivi, più 53 a Cogliano Rossano, più 60 a Cassano, 24 quelli censiti nel bollettino comunale. Il virus circola e non sempre la tracciatura porta a stabilire legami tra i soggetti contagiati. Ciò vuol dire che c'è una diffusione che rischia di sfuggire al controllo. Nel Vibonese si moltiplicano i casi di scuole, plessi e classi chiuse per contagi e precauzione, da Dasà a Ricadi, da Bivona a Pizzo, fino a Pizzoni e Soriano. Nel Reggino 11 positivi in più a Bagnara, 7 a Palmi e a Gioia Tauro. Lo dicevamo, scoppia un focolaio all'interno di una RSA a Corigliano Rossano, ne abbiamo parlato con il sindaco Flavio Stasi, sentiamo. Preoccupa la situazione del contagio a Corigliano Rossano, sono oltre 600 i casi attivi in città. C'è poi il focolaio all'interno di una RSA cittadina dove si contano circa 47 positivi. C'è questa questione dell'RSA che, come tante RSA, purtroppo è stata, si è insinuato il virus anche all'interno di queste case, una cosa molto delicata. Io proprio stamattina ho chiamato nuovamente il Dipartimento Prevenzione per porre la massima attenzione su questa situazione che contribuisce un po' al conteggio dei positivi all'interno della città. Il sindaco ha annunciato nuove misure più restrittive in città, dice ancora troppi assembramenti. Cercherò di intervenire laddove noi in queste settimane abbiamo rilevato delle criticità. Penso che purtroppo si continuano a verificare tanti assembramenti in giro per il territorio e le forze dell'ordine fanno una grande difficoltà a controllare il territorio. Io sto insistendo molto in queste settimane sul punto, perché ho avuto una risposta da parte delle forze dell'ordine, devo dire anche della polizia locale, molto chiara,
con queste maglie larghe, con il DPCM a colori, diciamo, è molto difficile controllare il territorio perché chiunque comunque può, come dire, chiunque può avere delle ragioni per restare in giro. Per cui interverremo su piazze, sui larghi, sui luoghi dove abbiamo rilevato assembramenti in questi giorni, in queste settimane. Interverremo su alcune regole che nella prima ondata erano state applicate e che in questa seconda ondata invece si continua a disapplicare. Penso per esempio al fatto di andare a fare le proprie cose da soli e non portando dietro l'intera comitiva, l'intera famiglia, perché questo continua a creare assembramenti. Stesse criticità che noi rileviamo per esempio davanti agli uffici postali o agli uffici bancari, dove chi dirige gli uffici si chiude dentro e fa, come dire, fa rispettare le regole dentro, però fuori ci stanno 30 persone, una sull'altra, che continuano come dire, a creare l'assembramento. L'arma migliore è la responsabilità collettiva. È chiaro che laddove questa responsabilità collettiva purtroppo non si esercita, c'è bisogno che chi ha delle responsabilità intraprenda dei provvedimenti che provano quantomeno a rendere più agevole il controllo. Dal 1° febbraio le scuole superiori in Calabria torneranno in presenza. Nessuna iniziativa per cambiare la decisione assunta sarà presa dalla Regione, così il presidente facente funzioni Nino Spirlì. Solo ieri il preside del liceo classico Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni, ha scritto una lettera e lanciato un appello dai nostri TG al presidente facente funzioni della regione Calabria, Nino Spirlì. Continuare con la didattica a distanza, questa è la richiesta per gli studenti delle scuole superiori che dovranno tornare in aula il prossimo 1° febbraio. Non ci sono le condizioni di sicurezza, ha detto il dirigente scolastico, facendosi portavoce del personale e di molte famiglie. Oggi, in una diretta Facebook, Spirlì risponde e sostanzialmente dice di avere le mani legate. Le scuole superiori saranno aperte il 1° febbraio e i ragazzi torneranno con la didattica in presenza. Su tutte le altre scuole medie, scuole elementari, come le chiamo ancora io, alla vecchia maniera, non abbiamo potuto, come avete visto, fissare altra soluzione, ma allo stesso tempo sarà la stessa cosa per le superiori, perché c'è una decisione del Consiglio di Stato. Quando quei genitori calabresi si sono rivolti al TAR e hanno, come dire, forzato la mano su questa benedetta riapertura in presenza e non a distanza, hanno messo una sorta di hanno ottenuto una sorta di risposta definitiva da parte del TAR, una decisione definitiva da parte del TAR e del Consiglio di Stato che ci indica la strada da seguire. Una frana a ridosso del centro abitato di Rotta Greca ha costretto 10 famiglie ad abbandonare le proprie case. Il boato avvertito in piena notte. Verso le 3:10 ho sentito un forte rumore, sono uscito alla porta e ho visto questo movimento di terreno che scendeva velocemente. Poi d'urgenza sono riuscito a prendere mia figlia piccolina e mia moglie, siamo riusciti a scappare e poi ho dato l'allarme a tutto il vicinato. Tanta paura, ho avuto un sacco di paura, non solo per la bambina ma anche per dei anziani che sono qui, che sono allettati vicini, quindi siamo riusciti attraverso anche il soccorso dei vigili del fuoco, della stazione dei carabinieri di Lattarico e della polizia municipale a fare sgomberare tutti quanti gli abitanti che erano qui. Gianfranco Calabria è il vice sindaco di Rotta Greca, è stato tra i primi stanotte a dare l'allarme dopo aver messo in salvo la famiglia. Il fango ha circondato la sua casa e quella degli altri abitanti di Contrada Magnocavallo. Le piogge incessanti hanno riempito i canali di scolo. L'acqua fuoriuscita ha provocato lo smottamento della collina che sovrasta il centro abitato. Diverse famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Si è lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza gran parte dell'area interessata dal movimento franoso. Nelle ore successive il sindaco ha partecipato alla riunione con i vigili del fuoco e protezione civile per stabilire il da farsi.
mesi. C'è preoccupazione per le eventuali nuove precipitazioni che potrebbero aggravare la situazione. Le abbondanti precipitazioni di questi giorni lì a monte hanno fatto sì che l'acqua straripasse e quindi provocasse questa colata di fango che ha interessato e investito direttamente le abitazioni che sono qua vicino, comportando fortunatamente diciamo, danni solo alle stesse abitazioni ma non anche alle persone che, ripeto, fortunatamente sono riuscite a mettersi in sicuro sin dal primo momento. Le famiglie che sono fuori dalle proprie abitazioni dovrebbero essere 6 o 7 per un totale di 35 persone circa. Stiamo definendo il tutto da questo punto di vista con la protezione civile regionale e con i vigili del fuoco che eravamo poc'anzi in comune, che prontamente, a dire il vero, assieme alle forze dell'ordine i carabinieri di Lattarico, i quali per primi sono intervenuti stanotte, ci stanno dando una mano a gestire quello che è il fenomeno che è sotto i nostri occhi. Il Crati torna a far paura, il fiume ingrossato dalle forti piogge esondato nella zona di Contrada Foggia a Corigliano Rossano. Le piogge incessanti hanno ingrossato il Crati, esondato nella zona di Contrada Foggia nel comune di Corigliano Rossano a valle della nuova statale 106 e delle contrade di Turio e Ministalla. Da ieri al lavoro i tecnici del comune di Corigliano Rossano per riparare l'argine. Il Crati dunque torna a far paura. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti del posto, i cui terreni sono stati allagati. Ancora una volta l'acqua ha invaso gli agrumeti. 4 famiglie sono state evacuate, i danni sono ingenti. Anche il comune di Cassano allo Ionio è in allerta e chiede l'intervento delle autorità a causa dell'innalzamento delle acque all'altezza del ponte ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria. Sul Tirreno Cosentino invece le ultime mareggiate hanno aggravato la situazione relativa all'erosione costiera. Qui siamo a Fuscaldo, vedete, questa frana è proprio a ridosso della ferrovia. I lavoratori della cooperativa Adis di Cosenza hanno trascorso la notte all'addiaccio per difendere il posto di lavoro. Da 80 ore mensili con il Covid, che è stata la scusa, siamo passati a 30, poi da 30 a 25, da 25 a 15 e ora siamo proprio fuori. Continua incessante la battaglia dei 34 lavoratori che dopo 22 anni di servizio per il comune di Cosenza rischiano di perdere il posto di lavoro. Li abbiamo visti ieri mattina davanti alla prefettura di Cosenza e stanotte la protesta ha avuto un seguito con un'assemblea permanente all'interno della sede dove venivano coordinati i servizi. Questo è un lavoro che è cominciato nel 1998 come L+. Noi siamo lavoratori di pubblica utilità e quindi nel 2001 il Comune ci ha passato esternalizzando questo servizio, l'abbiamo svolto sempre con molta dignità, abbiamo permesso a questo Comune di farsi un vanto di questo servizio. Per anni ci è stato detto che eravamo una delle poche città del sud Italia che aveva questo servizio. La soluzione migliore è che qualcuno ci ascolti e soprattutto che ci stabilizzi, perché dopo 22 anni è quello che chiediamo. Noi ci siamo sempre stati. È un nostro diritto di essere stabilizzati, noi non possiamo più vivere in questo precariato. Questo bando, oltre a non avere la garanzia della tutela del livello occupazionale, anche il bando stesso non garantisce che questi 34 lavoratori continuano a lavorare. Mettimi a fare qualsiasi altra cosa, questo servizio è morto? Ok, vedi tu, raccogliamo patate. Ma la raccogliamo per 80 ore, quelle che ho avuto sempre. Cioè questo è il problema grave che non capiscono. I 34 lavoratori hanno fatto a turno per tutta la notte e continueranno a protestare ad oltranza perché il lavoro, come dice una delle 34 lavoratrici, è un diritto da difendere con le unghie e con i denti. Adesso siamo tutti sulla soglia dei 50 anni. E dove andiamo? Che cosa facciamo adesso? Siamo carta straccia? Ci si può buttare via così facilmente? Torniamo ad occuparci dell'inchiesta a basso profilo della DDA di Catanzaro. Adesso alcuni atti del fascicolo saranno trasmessi a Reggio Calabria.
L'inchiesta a basso profilo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha colpito i vertici dell'UDC in Calabria, ricordiamo che il segretario regionale assessore Francesco Talarico è finito agli arresti domiciliari, oltre ad un avviso di garanzia notificato al segretario nazionale Cesa, avrà un'appendice regina. Dagli uffici della Procura di Catanzaro saranno quasi certamente trasmessi alcuni atti dell'imponente fascicolo prodotto dagli investigatori. Nelle carte infatti si fa riferimento alla candidatura in occasione delle politiche del 2018 nel collegio di Reggio Calabria proprio di Francesco Talarico. Secondo l'accusa della Procura di Catanzaro, Talarico ebbe l'appoggio della Cosca De Stefano, affare da Trade Union Natale Enrico, funzionario di Invitalia. Enrico è imparentato con alcuni esponenti del clan del quartiere di Archi della città dello Stretto. Nelle carte ci sono poi riferimenti ad intercettazioni tra personaggi della città, anche politici, che discutono di dinamiche politiche e di fatti che sarebbero, anzi sono, di particolare interesse investigativo. Da qui la fondata idea della trasmissione di questi atti a Reggio Calabria, che potrebbero produrre sviluppi interessanti non solo per questa nuova inchiesta, ma anche per procedimenti già avviati contro le cosche del capoluogo. E dopo la bufera giudiziaria l'UDC riparte da Lamezia con un incontro coordinato da Giuseppe Graziano, il nuovo commissario del partito, e Nunzio Testa. L'UDC riparte da Lamezia Terme con un incontro coordinato dal vice segretario vicario Giuseppe Graziano e un nuovo commissario che guiderà il partito in Calabria, nominato dai vertici nazionali, l'ex parlamentare centrista Nunzio Testa. Obiettivo: formare le liste in vista delle regionali. Siamo qua proprio per riaffermare che le liste saranno ancora più forti della competizione precedente. Io non ho avuto sentore da parte di nessuno che si sia allontanato dal progetto dell'UDC, che è un progetto, quello nostro, un progetto di qualità, di candidature di qualità, di candidature che siano anche moralmente ineccepibili, e quindi noi abbiamo varie proposte di candidatura, quindi non abbiamo un problema numerico di composizione delle liste, ma abbiamo un problema di andare a valutare quali siano le candidature migliori per far sì che questo progetto sia vincente. La prova muscolare dei centristi, che ribadiscono l'appartenenza al centrodestra e continuano il lavoro dopo la bufera giudiziaria che ha visto coinvolti nell'operazione basso profilo il segretario regionale Francesco Talarico, finito ai domiciliari con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ha lambito anche il segretario nazionale Lorenzo Cesa, che si è dimesso. Ma noi abbiamo grande fiducia nella magistratura, ma anche confidiamo che ci sia da parte di chi è stato indagato, di chi ha avuto misure cautelari, la possibilità di poter dimostrare la propria innocenza. Ci spostiamo adesso a Crotone, dove l'area protetta di Capo Rizzuto sarà gestita dalla provincia. La gestione dell'area marina protetta di Capo Rizzuto è stata affidata alla provincia di Crotone dopo una transizione lunga 3 anni in cui è stata la Capitaneria di Porto a far fronte al periodo definito emergenziale, ora conclusosi con l'iter in cui il Ministero ha fatto chiarezza e delegato la provincia. L'ente intermedio, come spiegato nel corso di un incontro con la stampa, avrà il ruolo di capofila, ma ad essere coinvolti saranno anche i comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto. Collaborazione istituzionale è necessaria per definire un programma di sviluppo turistico. Si riprendono le attività che sono state svolte nel corso degli anni, ma quello che possiamo dire è che ci sarà una maggiore condivisione delle scelte con i 2 comuni territorialmente coinvolti, quindi Crotone ed Isola di Capo Rizzuto, ma soprattutto un coinvolgimento diretto della Capitaneria di Porto e delle associazioni che sono coinvolte territorialmente. C'è necessità di un'attività di controllo che, per quanto noi vogliamo svolgere in una maniera sempre più penetrante, ovviamente deve fare i conti con l'ampiezza dell'area marina protetta, che è notevole, una delle più grandi d'Italia, e con il personale naturalmente. Adesso abbiamo anche delle problematiche legate alla erosione costiera che ci coinvolge anche dal punto di vista ambientale, perché il Ministero comunque dell'Ambiente sul territorio
ha come riferimento noi. E la gestione dell'area marina protetta finalmente torna quindi alla provincia, come è sempre stato, prima di questa parentesi regionale dell'interludio della Capitaneria di Porto. Mi auguro che sia una gestione proficua, come lo è sempre stata, e che si rilanci la gestione dopo questo periodo, diciamo così, sostanzialmente di stasi e di fermo amministrativo. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo le vendite della seduta precedente. A sostenere l'azionario ha contribuito il miglioramento della stima sul PIL mondiale per il 2020 da parte dell'FMI da meno 4,4% a meno 3,5%. Si tratta comunque della peggiore contrazione in tempo di pace dalla Grande Depressione. Per l'Eurozona è atteso un calo del 7,2% da meno 8,3% e per l'Italia del 9,2% da meno 10,6%. Per il 2021 l'FMI prevede una crescita mondiale del 5,5% con un più 4,2% nell'Eurozona e un più 3% per l'Italia rispetto al più 5,2% precedente. Sullo sfondo restano le preoccupazioni legate alla diffusione del Covid-19 e ai ritardi nelle vaccinazioni, dopo i dubbi sollevati dall'OMS e dalla cancelliera Angela Merkel sulla copertura dei vaccini e sulle varianti del virus. Dubbi anche sulle tempistiche con cui il Congresso americano riuscirà ad approvare il pacchetto da 1.900 miliardi di dollari annunciato dal presidente Joe Biden, che si è detto aperto a negoziare per trovare un accordo con i repubblicani. In Italia rimangono in primo piano le questioni politiche dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, che punta ad ottenere un terzo mandato. Nonostante le incertezze, il FTSE MIB di Milano chiude in progresso dell'1,2%, bene anche il DAX di Francoforte a più 1,7%, il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,9% e il FTSE 100 di Londra a più 0,2%. A Wall Street viaggiano invariati il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq in attesa di spunti dalle trimestrali di alcuni colossi come Apple, Microsoft, Facebook e Tesla. Sul Forex l'euro-dollaro avanza a 1,216 mentre il dollaro-yen rimane a 103,7. Tra le materie prime viaggiano deboli le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,3% a $55,5 e il VTI a meno 0,6% a $52,5. Intanto il BTP Bund si contrae a 118 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. Secondo Fitch, la crisi di governo rischia di minare la strategia di crescita post pandemia e l'utilizzo delle risorse nel Next Generation UE. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanza Unicredit a più 4,45%, in scia i rumors su Orcel come nuovo AD, bene anche Nexi e Pirelli a più 3%, mentre termina il ribasso Prysmian a meno 3,8% dopo il lancio di un prestito obbligazionario convertibile in azioni. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il tempo previsto per le prossime ore in Calabria, il nostro meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Residuo maltempo per il transito dell'ennesima perturbazione che sarà seguita dall'ingresso di correnti più secche e fredde dai Balcani. Domani generale miglioramento ovunque, seppur non si esclude del tutto qualche sporadico fiocco di neve sui versanti orientali di Pollino e Sila e su Serre. Temperature in ulteriore calo ovunque e sotto le medie del periodo. Domani mari generalmente mossi o molto mossi per venti moderati da nord. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci.